sono accorto neanche io, è mia figlia che se n'è accorta che era fuori, io ero dentro e non me ne sono accorto. E subito dopo abbiamo chiamato i pompieri e dopo una quindicina di minuti. E voi, ci sono tante famiglie che abitano qui vicino? Sono parecchi, sì. Fiamme e paura a Covolo di Pederobba, poco dopo mezzogiorno, dove un incendio è divampato all'improvviso a ridosso del ponte di Vidor, in un'area boschiva particolarmente sensibile e con case nelle vicinanze. Il rogo ha aggredito in pochi minuti la vegetazione secca, mangiandosi letteralmente un canneto su un fronte di circa 500 metri quadri. Immediata la macchina dei soccorsi, 3 squadre dei vigili del fuoco con 6 mezzi e i volontari AVAB di Valdobbiadene e Pederobba con complessivi 16 uomini e 5 mezzi che hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme e impedire che il vento le spingesse verso la boscaglia più fitta. Sul posto anche la protezione civile e i carabinieri forestali per il monitoraggio e i primi accertamenti. La fortuna ha voluto che il Piave fosse vicino e i mezzi abbiano potuto pescare l'acqua direttamente dal fiume. La densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione di automobilisti e residenti con segnalazioni arrivate da tutto il territorio. Ancora incerte le cause dell'incendio, le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono per evitare nuovi focolai. Inutile negare che l'apprensione di questi giorni sarà rivolta soprattutto alle grigliate di Pasquetta. State attenti, state lontani dai boschi e cercate, quando avete fatto la vostra grigliata, buonissima grigliata, di spegnere le braci prima di andare via. Quello è molto importante perché parecchi incendi negli anni succedono quando la gente va via, lascia le braci lì, magari un colpo di vento, anche perché comunque questo periodo qua è un periodo anche ventoso, molto ventoso, ed è facile il fuoco. Nei giorni scorsi proprio la Regione Veneto aveva dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio nelle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, vietando tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate.